Sono Diego Cottini, proprietario dell'azienda agricola Montezovo assieme alla mia famiglia. Il 90% della nostra azienda è sulla collina, che parte da 300 e arriva fino in montagna, fino a 900. E questo va molto bene col cambiamento climatico che stiamo assistendo, perché il vigneto si sposterà sempre più a nord. Qua a Caprino c'è da dire una cosa, che c'è una biodiversità molto importante, molto interessante. Sapete bene che il Monte Baldo è il monte che dicono che ha una biodiversità più di tante altre montagne, forse di tutta Italia, forse d'Europa, stanno dicendo. E noi, partendo da questi 300 metri dove è ubicata la cantina, dove si produce il Bardolino Chiaretto, arrivando fino a 900 metri abbiamo la possibilità di vedere terreni diversi. Passiamo da un terreno morenico a un terreno roccioso, scoglio, marna. Infatti in questa zona abbiamo pensato di fare 5 cru di vigneto. Abbiamo ottenuto negli ultimi anni un finanziamento GAEL Baldo Lessinia per l'acquisto di serbatoi in acciaio. Per noi è molto interessante l'acciaio perché facciamo vinificazione di vini bianchi molto importanti. Questi fondi danno una mano in modo di poter realizzare i nostri investimenti prima possibile. Ho avuto rapporti con GAEL Baldo Lessinia solo ultimamente e sono andati molto bene perché abbiamo a che fare con persone vicino al territorio, che sanno benissimo le problematiche della nostra zona. Si chiama GAEL Baldo Lessinia proprio perché Monte Baldo e Monti Lessini, dove siamo ubicati noi con i terreni, con i vigneti, per cui sono proprio dedicati al nostro territorio. È molto importante conoscere il territorio per fare dei bandi idonei per aiutare le aziende del territorio. Vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato e di aver sentito un po' quello che facciamo, la mia azienda, e un invito a venire in cantina, a venire nei vigneti a visitarci. Grazie.